Bentornati e bentornate a una nuova puntata dedicata alle elezioni amministrative per il Comune di Verona 2022. Oggi in studio con noi Massimo Giorgetti, candidato con Fratelli d'Italia. Benvenuto. Grazie e buongiorno a tutti. Una lunga esperienza amministrativa in regione, ma una lunga anche passione politica che nasce addirittura a metà degli anni 70, giovanissimo. Sì, quando allora la politica si cominciava a fare nelle scuole, nei gruppi giovanili dei vari partiti, negli oratori, e lì nasceva un pochettino quelle che poi diventavano passioni, o per me è diventata una passione. Si era avvicinato già in quegli anni al movimento sociale italiano e poi ha seguito un po' tutta la trafila, rimanendo sempre nell'ambito chiaramente della destra. Nel 95 l'ingresso in regione per la prima volta. Sì, con la prima volta che il centrodestra, appena nato, quindi Forza Italia, Alleanza Nazionale, allora la Lega, le prime alleanze di centrodestra hanno conquistato il governo della regione, che tuttora è mantenuto in questo momento col presidente Zaia dalla coalizione di centrodestra. Ben 5 legislature, se non sbaglio, regionali consecutive, diversi assessorati ricoperti, insomma, quali le soddisfazioni più grandi che ha avuto in tutti questi anni a livello personale e anche di squadra? Beh, intanto quello di riuscire a risolvere problemi concreti con opere visibili. Ecco, la caratteristica della regione, sicuramente rispetto al governo nazionale, è quella di poter fare delle cose che incidono direttamente sulla vita delle persone. Mi riferisco a scuole, strade, edilizia popolare, quindi tutte materie che intervengono direttamente nella vita di tutti i giorni e con cui risolvi dei grandi problemi. Cioè, vedere, quando ancora giro per qualche paese del Veneto o anche a Verona, vedi una scuola nuova e dici: guarda, quella scuola lì è anche merito mio, perché tra l'altro il bello della regione è che si lavora facendo delle norme specifiche, quindi come assessore, come politico ho potuto perseguire alcuni obiettivi, ne faccio solo uno. Certo. Gli impianti sportivi di eccellenza, cioè è stata fatta una legge specifica su mia proposta in cui si è detto, siccome lo sport, e l'abbiamo visto con l'ultimo giro d'Italia, porta a livello internazionale il territorio, perché non costruiamo, oltre ai piccoli impianti sportivi per lo sport di base, anche impianti che possano diventare un'attrattiva internazionale o di atleti che vengono dall'estero per competizioni, eccetera. E questo ci ha permesso nel Veneto di costruirne molti, dal €1.000.000 in su, mentre prima ci si limitava a fare i piccoli interventi, qualche toppa in qualche spogliatoio. Importantissimo, Assolutamente. Però per respiro. Tra l'altro lei è arrivato anche a ricoprire il ruolo di vicepresidente del Consiglio regionale, un ruolo molto prestigioso, e dopo un periodo di pausa, dopo le ultime regionali, ha deciso ora di candidarsi per il Consiglio comunale. Proprio pochi giorni fa una presentazione a Porta Palio con Elisabetta Gardini, più centinaia di persone che sono venute a vederla. Cosa l'ha motivata a mettersi in gioco per il Comune di Verona? Ma innanzitutto la voglia di mettere a disposizione, ma perché mi è stato anche richiesto, quel bagaglio di relazioni, esperienze, conoscenze maturate in questi anni, che è un peccato buttare via semplicemente facendo un altro mestiere o il pensionato, ma invece è molto molto utile metterlo a disposizione, perché poi credo che tutti si rendano conto come la burocrazia, le relazioni istituzionali tra enti diversi, eccetera, siano molte volte una giungla entro cui si corre il rischio di perdere tante opere pubbliche, tanti obiettivi per il territorio. Quindi mi metto a disposizione della mia città, dei cittadini, metto la mia esperienza in consiglio comunale e con la squadra naturalmente di Fratelli d'Italia e a sostegno di Federico Elborina. C'è qualche ambito su cui si sentirebbe di intervenire qualora le fosse data la possibilità
all'interno del vasto panorama, insomma, di esigenze che un comune potrebbe avere, un comune come Verona? Allora, premesso che i fondamentali che hanno salvato e sono le fondamenta per la nostra città sono stati salvati e tutelati nel precedente mandato dal sindaco Sborina. Quindi mi riferisco all'aeroporto, fondazione, arena, tutti i vari, la fiera, eccetera. Perché se non si investivano denari in quei settori correvamo il rischio di ripartire senza aeroporto, con una fondazione Arena di Verona in dissesto finanziario, con tutta una serie, con la fiera che col cavolo che si rifaceva il Vinitali e quant'altro. Questa, e per quanto mi riguarda, è invece il mandato delle piccole grandi opere. E cioè ci sono state tutta una cosa di interventi che si dice piccoli, ma invece sono importanti, perché per un anziano camminare su marciapiede senza inciampare è la più grande opera, che vale più della variante della statale 12. E allora, siccome è un tema che io ho sempre portato avanti anche da assessore regionale, e quindi ho sempre cercato di privilegiare, accanto alle grandi opere, l'impianto sportivo di quartiere, il far lavorare le imprese locali, perché poi per la TAV i veronesi non lavorano. Per rifare marciapiede magari, o l'impianto idraulico o quelle cose che servono alla città tutti i giorni, lavorano anche gli artigiani e le piccole imprese della nostra città, quindi si tratta di mettere in moto un meccanismo di questo tipo, e questo, diciamo, è quello che vorrei fare. L'altra cosa, in virtù anche dell'esperienza che ho maturato, è quella di fare l'avvocato difensore dei cittadini, essere anche un pungolo dell'amministrazione. A Federico gli ho già detto, guarda, con me non dar niente per scontato, perché ci sono alcune cose che assolutamente devono essere sbloccate. Quindi io vorrei che il cittadino, quando si rivolge al comune, avesse una risposta, o sì o no, perché non so, vediamo, è difficile, forse, o peggio ancora quando ti dicono non è competenza mia. Vuol dire, per un sindaco, per l'amministrazione locale è competenza tutta, anche quella dello Stato, paradossalmente. Se parliamo sempre per parlare, ad esempio, delle caserme, delle forze dell'ordine e quant'altro, non mica era competenza della regione. Ma se oggi noi a Verona, ad esempio, abbiamo il nuovo comando della Guardia di Finanza, sì, è stato perché, allora io assessore, come regione ci siamo fatti carico di costruire degli alloggi per il personale, di avere in cambio la caserma dove faremo il parcheggio per l'ospedale Borgo Trento. E non era una competenza della regione. Quindi anche essere il punto di snodo politico rispetto ad alcuni problemi che sono sul territorio, secondo me è una cosa assolutamente importante. Ovviamente, ma guardate che se non è stata fatta non è per incapacità di chi c'è, è proprio quel bagaglio culturale di esperienza che uno ha. Poi, vuol dire, quando uno deve risolvere i problemi grandi va dal professionista affermato, non va dal novellino. E i novellini al governo li abbiamo già visti in questo governo, quindi l'esperienza dei 5 Stelle credo insegni come a volte magari qualcuno può anche essere stagionato come me in termini di amministrazione, ma che però ha sempre dato risposte chiare ed è garanzia di operatività senza perdere tempo, perché questo è l'altro tema. In un momento di crisi e grande difficoltà come questa, tutto possiamo permetterci tranne che perdere tempo per guardare le carte, per mettersi alla pari. Avanti tutta e da subito. Fa parte di Fratelli d'Italia, un movimento che un po' in tutta Italia, ma anche a Verona, è cresciuto esponenzialmente negli ultimi tempi. La destra, insomma, ha ritrovato una collocazione. Ma diciamo che ha ritrovato all'interno della nostra società, tra gli italiani, la necessità di avere alcuni valori, alcune parole d'ordine, alcuni punti di riferimento. Uno è la coerenza. Io credo che uno dei più grandi meriti in assoluto di Giorgia Meloni è che fa quello che dice, e quello che dice poi non lo cambia, e se si dovesse cambiare almeno lo si spiega perché. E oggi gli italiani hanno bisogno di questo,
punti di riferimento certi. Dimostrazione è i danni che sta facendo il governo di multicolore, che per mettere assieme quelle che sono esigenze diverse, mai votate dagli italiani, perché anche alcune scelte che sta facendo il governo Draghi, anche sulla politica internazionale piuttosto che nei rapporti, ma chi mai li ha votati questi qua? Con che mandato, con che autorevolezza possono intervenire nel mondo? Tra l'altro poi con voci completamente diverse, perché non credo che facciamo una grande figura nel momento che giriamo il mondo con Di Maio, in cui Draghi pietisce a Putin il grano, fermo poi insultarlo un minuto. Cioè è veramente, mi pare, contro qualsiasi buonsenso, indipendentemente da quello che uno pensi. E spero che anche la Lega, magari anche in funzione dei risultati elettorali, capisca che la sua è una collocazione contro natura e rientri, come sta fatto a Verona, nell'alveo del centrodestra tradizionale. Oggi, 2 giugno, festa della Repubblica, per un nazionalista come lei, insomma, è una festa da celebrare, da ricordare, da portare avanti, un po' per tutti gli italiani. Ma ecco, questo è l'altro, mi permetta, vittoria storica della destra, perché fino a non molti anni fa il tricolore per molti era un problema e per qualcuno lo è ancora, soprattutto per la sinistra, per l'estrema sinistra. E oggi il fatto che ci sia finalmente orgogliosi della propria patria, del proprio tricolore, di quello non solo in occasione delle partite di calcio, è diventato un comune sentire da parte di tutti gli italiani. E io ne sono felice quando le mie idee comincio a portarle avanti anche qualcun altro, perché vuol dire che hanno vinto non tanto io, ma le mie idee, quindi assolutamente. Oggi abbiamo distribuito le bandiere tricolori nei nostri gazebo, su mia iniziativa, proprio ai veronesi, perché per quello che dicevamo prima è giusto che l'appendano al balcone e comunque che in ogni casa di ogni italiano ci sia una bandiera, anche perché non si è italiani di prima, seconda o terza generazione. Ci tengo a dirlo perché questo è un tema su cui anche del disagio giovanile, su cui secondo me si è un po' ipocriti. Si è italiani perché si condividono i valori, i percorsi, la nostra Costituzione. Punto. È il momento in cui qualcuno non condivide la parte della Costituzione che dice che tutti hanno pari diritti, le donne hanno i nostri stessi diritti, i piccoli hanno i nostri stessi diritti. Se non si considera quella parte lì non si è italiani, per quanto mi riguarda, indipendentemente se si è nati qua da 1, 2, 3 o 10 generazioni. Diritti e doveri. Ma infatti soprattutto sono diritti per chi purtroppo in molti casi li subisce, e naturalmente sono doveri per chi vuole essere italiano, perché poi a me lascia sempre molto perplesso, per farle un esempio concreto, quando leggo sui giornali del disagio giovanile, delle baby gang. Allora, vogliamo cominciare a dire due cose. Primo, non è un problema generalizzato, perché la stragrande maggioranza dei nostri giovani sono giovani per bene, che studiano, che si comportano bene, educati e quant'altro. La frangia, e non lo dico perché ho problemi di razzismo piuttosto, ma chi combina i danni deriva da un disagio che non è solo disagio giovanile, è il disagio delle seconde generazioni di immigrati, ed è un disagio da curare, non è colpa loro, anzi è colpa nostra che probabilmente li abbiamo troppo emarginati. Ma il tema, dobbiamo dirlo, è quello lì, perché quando io passo nel triangolo McDonald's, Cittadella e Gran Guardia e vedo le compagnie di questi ragazzotti fastidiosi, sono tutti maschietti, e se ci sono ragazze non sono della loro etnia. E a volte mi chiedo, ma questi non hanno sorelle? Perché la compagnia è fatta di solo uomini? Perché probabilmente le sorelle stanno chiuse in casa e magari bastonate in alcune situazioni. Allora il tema è le baby gang o risolvere il disagio all'inizio, e quel disagio all'inizio è un problema generalizzato? No, e allora bisogna dirlo. Per quello che dico anche un po' vorrei nel prossimo consiglio comunale anche essere poco politicamente corretto, perché se ci prendiamo in giro poi non risolviamo i problemi.
Grazie a Massimo Giorgetti, buona festa della Repubblica e in bocca al lupo per il 12 giugno. Bene, allora viva l'Italia e viva Verona e Fratelli d'Italia naturalmente, che è il partito della nazione. Grazie.